ancora più complicato dal fatto che il pilota all'interno non vede assolutamente l'altro, quindi vanno un po' alla cieca, tutta abilità e tecnica e fiducia in questo passaggio. Andiamo avanti, un po' di virtuosismo, spontaneamente anche Elvis, la tigre, a lui è quello che poi chiamiamo i croccantini. Signori, ecco voi uno slalom gigante. Elvis, ti sei mosso? Precisione millimetrica in questo passaggio, sono andati molto vicini, forse troppo poco vicino a Elvis, devono andare un po' più vicino. Un altro virtuosismo, la porta, i nostri motociclisti fungeranno da palo e i nostri piloti passeranno proprio in mezzo a questa porta, sempre sulle due ruote. Che ha fatto Elvis? Bravissimi, che c'è Ivan? Che c'è? Che cos'è? C'è problema? Troppo largo? Come largo? C'è passato a malapena, un po' più piano. Lui è il capo, riduciamo la distanza e Ivan ha detto di andare più piano, ok? Vabbè, rifacciamolo, ridotto e più lentamente. Ok, Cesare è passato, adesso passa Ivan, piano piano! Oh! Ha detto di andare più piano, io non lo capisco.